terminata con un pirotecnico 8-7 in favore del Club Olimpia, la sfida contro il Palermo Futsal Club. Siamo qui con Luca Vivarelli, lo salutiamo. Buonasera. Allora, Vivarelli, partiamo subito dalla tua prestazione. Sei tornato alla grande quest'oggi in campo dopo 2 partite forse un po' opache, tripletta. Cosa ci dici al riguardo? Sicuramente è stata una voglia di rivincita perché al primo tempo siamo andati sotto un bel divario di gol e sicuramente avevo voglia di entrare in campo e cercare di fare la differenza per la squadra. Quindi ce l'ho messa tutto, ho trovato 2 gol e poi abbiamo quasi rischiato di fare l'impresa, di rimontare. Nel primo tempo qualcosa non ha funzionato. Tu da fuori, prima del tuo ingresso, hai visto forse qualcosa che ti ha colpito e magari ti ha fatto pensare che oggi non potesse andare bene? No, sicuramente è stato un approccio secondo me mentale. All'inizio ci dobbiamo abituare al campo grande e cercare di giocare la palla al meglio, però non ci siamo riusciti. Però penso che i miei compagni ce l'abbiano messa tutta e ogni tanto può capitare di non essere subito in partita, però abbiamo cercato di rimontarla e rimetterci sulla retta via. Adesso invece diamo uno sguardo al prossimo match contro l'Altofonte, sfida importante al Tocia Stadium. Come la preparerete e se conosci i tuoi avversari? Sicuramente la prepareremo come sempre, cercando di ottenere il massimo risultato. Poi ogni partita, come ben sappiamo, ha la sua storia. E l'avversario sicuramente è un avversario valido, ma noi cercheremo di mettercela tutta come sempre, avendo mentalità e preparandoci bene durante la settimana per affrontare al meglio la partita. Conosci qualcuno in particolare di questa squadra? E sicuramente Zangara, che giocava nel Real Sicilia l'anno scorso contro di noi, nella finale provinciale, e poi altri non ricordo sinceramente.